Tempi duri per i manager della sanità nella regione siciliana. Se le ASP, gli ospedali policlinici siciliani non raggiungeranno gli obiettivi assegnati dal mio governo, soprattutto per quanto riguarda l'abbattimento delle liste di attesa, insieme ai manager delle aziende decadranno automaticamente anche direttori amministrativi e sanitari, le cui nomine si stanno completando in queste ore. E questa è la rigida indicazione che il presidente della regione Renato Schifani ha dato all'assessore alla salute Giovanna Volo da trasferire a tutti i direttori generali. I manager dovranno inserire, così come già fatto nei loro contratti, obiettivi specifici e concreti, specialmente sulla riduzione delle liste d'attesa, con un monitoraggio trimestrale e una rigorosissima verifica annuale del raggiungimento degli stessi, pena decadenza automatica anche solo dopo il primo anno di insediamento. L'abbattimento delle liste di attesa, dice Schifani, è uno dei principali impegni assunti dal mio governo sin dall'insediamento. Insieme all'assessore Volo e ai dirigenti dell'assessorato stiamo lavorando concretamente in questa direzione. Ritengo doveroso che i vertici delle aziende sanitarie nel loro complesso si assumano pienamente la responsabilità di garantire ai pazienti un accesso tempestivo alle cure e per questo devono essere sottoposti alle necessarie e rigorose verifiche dei loro obiettivi. Se non li raggiungeranno, andranno tutti a casa.